Una denuncia pesante sul buco di bilancio di Agrigento è arrivata anche dal consigliere comunale del Popolo della Libertà Giuseppe Di Rosa. L'ammanco sarebbe di 14 milioni di euro ed è stato certificato dal dirigente comunale Carlo Bertolino. Il consigliere Di Rosa critica aspramente l'operato del sindaco che, durante la recente campagna elettorale, avrebbe nascosto il buco di bilancio e afferma: siamo in presenza di una situazione finanziaria drammatica, gestita con grande superficialità e pressapochismo, a scapito della città, di ogni possibilità di programmare il rilancio di Agrigento e di garantire servizi decenti ai cittadini. Il sindaco Marco Zambuto ammette l'ammanco, non risparmia accuse e punzecchia chi lo ha criticato. Ma con buona pace di tutti i corvi che ci sono, c'è una situazione finanziaria che è sotto controllo ed è sotto controllo nonostante le difficoltà che vi sono state e che vi sono sul piano finanziario. È chiaro che la vicenda del lato rifiuti, per le anticipazioni che il Comune di Agrigento ha fatto nel corso degli anni, rappresenta una vicenda da dovere ogni giorno monitorare. Ma questo significa quello che stiamo facendo con tutti gli altri uffici. Poi capita magari che qualche dirigente, solamente per cercare di mettersi le carte a posto, il 17 di maggio, quindi in piena campagna elettorale, fa un atto di solerzia che vuole essere un atto di lavarsi le mani, salvo poi qualche giorno dopo tornare indietro e rendersi conto di essere stato eccessivamente zelante rispetto a una vicenda sulla quale noi ogni giorno in questi anni abbiamo tenuto, ecco, a risanare la finanza comunale, a garantire i servizi, a garantire lato rifiuti, a pagare i debiti nonostante la diminuzione dei trasferimenti dello Stato. Per cui c'è una situazione che ogni giorno monitoriamo, sulla quale ogni giorno ci battiamo. Il sindaco Marco Zambuto promette che farà di tutto per rendere il bilancio 2012 quanto più partecipato. Vi sarà un maggiore coinvolgimento della gente per superare la crisi. Inoltre il primo cittadino spera di avere un bilancio sano, contando anche sulle numerose entrate che gli uffici comunali stanno riuscendo ad intercettare partecipando a numerosi bandi a livello regionale. Bisognerà attendere alcuni mesi per conoscere gli sviluppi di questa delicata situazione e le conseguenze per i contribuenti agrigentini. Per quest'anno si prevedono tagli addirittura per 4 milioni di euro da parte dello Stato e un altro milione di euro da parte della Regione Siciliana da un lato. È chiaro che io mi presenterò in Consiglio Comunale facendo tutto un grande piano di rientro finanziario in linea con quello che abbiamo fatto in questi anni, di continui tagli di tutte, diciamo, le spese superflue, perché così stiamo risanando la città e mentre da un lato la risaniamo, dall'altro lato stanno partendo tutte le gare sul centro storico, sulle strade, per ridare economia e garantire servizi ai cittadini. Nel frattempo stiamo andando a monitorare seriamente la vicenda del lato rifiuti, sulla quale i primi giorni, diciamo, del mio nuovo incarico sono stato più di 3-4 giorni proprio al lato rifiuti per riuscire a garantire il servizio. Abbiamo presentato anche progetti sperimentali alla Regione Siciliana. Nei prossimi giorni ci andremo a misurare rispetto al nuovo contratto di servizio.